oltre al carcinoma del pancreas da questo ASCO GI? Novità, speranze di poter identificare marcatori molecolari che possono aiutarci a selezionare pazienti candidati a terapie target, un qualcosa che vada oltre quello che è il marker, il target ad oggi riconosciuto, che è il BRCA. Vi sono una serie di studi che stanno cercando, si stanno muovendo in quest'ottica. Un concetto fondamentale ribadito anche in occasione dell'ultimo ASCO GI è la multidisciplinarietà. Questa è una delle patologie per le quali è indispensabile gestire insieme situazioni quali ad esempio la decisione sul trattamento neoadiuvante e o adiuvante nelle forme resecabili, situazioni nelle quali soltanto il confronto tra discipline diverse può da un lato offrire le migliori opzioni terapeutiche e dall'altro ridurre quello che è il fenomeno della mobilità sanitaria. Si stanno affacciando nuove terapie, ma siamo ancora lontani da un controllo della malattia. Sicuramente nei centri dove, quanto ho detto prima, ossia la gestione condivisa dei casi avviene, si può offrire qualcosa in più. È un libro, come si è detto ieri ricordando il professor Cascino, è un libro che è stato aperto ma che bisogna ancora continuare a leggere e a scrivere. Il ruolo della ricerca italiana contro il pancreas? Fondamentale. Ci sono opinion leader nazionali che hanno un ruolo riconosciuto anche dalla comunità scientifica internazionale. Abbiamo centri nei quali vengono condotte sperimentazioni d'avanguardia, ci sono colleghi che sono considerati che possono davvero segnare il cambiamento nella gestione di questa patologia.